Amici bellini, allora, calma, sempre con calma e con prudenza. Ho aspettato, stavolta non mi sono voluto far prendere dalla frettella di far uscire il video in fretta, però alla fine ci dobbiamo mettere un punto alla questione Mertens, le cifre. Cominciamo. Allora, Giuseppe Rosano, benvenuti a tutti iscritti, i nuovi, i vecchi, quelli fedelissimi, quelli che non c'è il problema, e lasciate un like. Sapete il famoso like di cortesia, no? Che pure a fine video c'è Saveria Solida che dice che iscriversi al canale è una cosa di cortesia. Ecco, mi viene in mente che chiedere è lecito e rispondere cortesia, questo per chiudere la situazione Mertens. Ma io oggi veramente voglio, per dovere di cronaca, perché io mi metto già in ambrabam tattico. No, non è questo, no, così, meglio, così sapete pure le mie espressioni, eccetera, eccetera. Ci sono una serie di cose, di discorsi che voglio fare con voi riguardo la leadership, perché sono 2 giorni che ci stiamo concentrando sulla questione della Redis. Potevo fare un pochino meglio la comunicazione di questa storia di Mertens, qualcuno adesso dirà quanto hai chiesto, eccetera, eccetera. Va bene tutto. Sullo sfondo è importante secondo me ragionare su Spalletti, perché alla fine questo è il Napoli che Spalletti dovrà allenare, e Spalletti, per quanto ci abbia dimostrato con i fatti di non voler utilizzare Mertens insieme ad Osimhen come sottopunta, insomma trovargli un po' di spazio, come ci aveva detto all'inizio. Per Mertens lo spazio lo si trova, ci disse Spalletti, e poi non è stato proprio così. Contemporaneamente Spalletti nelle ultimissime conferenze stampa ci ha anche ripetuto che la leadership è importante, e io per questo voglio arrivare a questa situazione qua. Per una questione di cronaca, io amo chiudere poi i discorsi, visto che ieri a video ultimato sono arrivate poi delle smentite da parte dell'entourage di Mertens tramite la Gazzetta, che faceva sapere non sono assolutamente quelle le cifre che state dicendo voi del mattino con la Rai e con la radio ufficiale, che poi erano le notizie date proprio dal Napoli, che fa i complimenti al nuovo direttore del mattino. Quindi il Napoli gli dà queste notizie e l'entourage di Mertens, stando alla Gazzetta, smentisce e dice no, noi abbiamo chiesto 2,5 per 2 anni. Quindi una storia completamente diversa. Significa lo spalmare più o meno l'ingaggio di adesso. Ricordiamo che Mertens ha un ingaggio di 4,5 che all'ordo va considerato, perché quando le società vogliono dire questo mi costa troppo, dicono il lordo, quindi compreso di tasse, è 8,33. Sicuramente un giocatore dispendioso. Ricordiamo gli altri, per esempio, visto che c'è il decreto crescita, Osimhen, che pure prende 4,5, al Napoli costa 5,90. Lozano idem, 5,90. Insigne fino ad oggi, che era 4,6, notate le sfumature, costava al Napoli 8,51. Perché poi 4,6? Perché è una richiesta anche di principio. Dice Insigne, senti, io voglio guadagnare un pochino di più degli altri, non voglio guadagnare quanto Lozano, sono il capitano, sono napoletano, mi dovete dare questa soddisfazione, e va bene a papà. E poi c'è Koulibaly ovviamente con 6 netti, che all'ordo sono 11. Quindi questa è la cosa importante di cui dobbiamo parlare oggi. Manolas, per esempio, costava al Napoli 7,40. Gulam costava al Napoli 4,44. Ora sono tutti queste Gulam, Manolas, eccetera, eccetera, Insigne e Mertens, sono soldi che il Napoli risparmierà e che può mettere, insomma, per comprare nuovi giocatori o per pagare gli altri ingaggi degli giocatori. Però, visto che si insiste, arriva poi la specifica della mail, eccetera, eccetera, proprio inoltrata ai canali ufficiali, eccetera, eccetera, e ci fanno sapere che invece Mertens aveva chiesto 2,4 all'anno, quindi non 4 all'anno come avevano detto ieri, molto diverso. Si arriva a 4 perché chiede il bonus alla firma di 1,6. Questo sempre il parrebbe, perché stiamo alle notizie che ci dà la radio ufficiale, che il Napoli non smentisce, perché il Napoli ha piacere che si dica così, e quindi si arriva a quel famoso 4. Poi
le commissioni agli agenti eccetera eccetera, sull'ordo il 10% sull'ordo si parla di 800.000. Ora non lo so se all'ordo si arriva comunque ad 8 milioni, visto che, da quanto ne so io, ma potrei sbagliarmi perché non ne capisco di queste situazioni finanziarie, il bonus alla firma non è tassato, quindi tu il lordo, il famoso doppio che devi mettere a bilancio, è sul 2,4, non è su 2,4 più 1,6, ma potrei sbagliarmi. Questo non cambia la sostanza rispetto a quello che guadagnava Mertens. Si è fatto una decurtazione, cioè Mertens non è che è impazzito e ha detto senti io devo guadagnare lo stesso che sto guadagnando fino adesso. All'ultimo contratto, se voi andate a cercare su Google, il bonus alla firma di Mertens era di 3 milioni. Quindi si è dimezzato il bonus alla firma che tutti i giocatori oramai chiedono. Vi iscrivete al canale Telegram. È Angela Torre che saluto. Quindi si è dimezzato quello. Rispetto a 4,5 netti che prendeva ne ha chiesti 2,4, quindi si è praticamente dimezzato anche quello. Chiede un anno, chiede 2 anni, questa è un'altra cosa che non è chiarissima, perché l'entourage parla di 2 anni, eppure Mertens parlava di 2 anni, mentre la società tramite le radio ufficiali parlano di un anno solo. Anche questo non è chiaro. Quindi non abbiamo fatto proprio luce alla grande su questa storia, perché su alcune cifre ancora non mi trovo. Cambia poco nella sostanza che se Spalletti ha detto che poi i giocatori non puoi perdere tutti che i leader dello spogliatoio, perché adesso si parla giustamente di Koulibaly. Allora, non è detto che Koulibaly se ne vada subito, non è detto che ci siano le offerte del Barcellona e che lui le voglia accettare eccetera eccetera. Il Barcellona potrebbe anche tranquillamente aspettare un anno e se lo può prendere a zero, lo possono opzionare, Koulibaly potrebbe fare da altre scelte eccetera eccetera. Sempre il Paris Saint-Germain essendo francese, le macchine trasferite in Francia, anche Koulibaly mercenario, cioè, prendiamola come la vogliamo. Il problema per me è questo, cioè che tipo di di squadra. Perché poi si fa sempre il paragone con Ibrahimovic, la leadership eccetera eccetera, ma capì? Ma non era gratis la leadership di Ibrahimovic al Milan. Ibrahimovic quest'anno ha preso 7 milioni netti, non ha giocato proprio, a maggior ragione 7 milioni netti per non giocare, per urlare dalla panchina e tenere sempre sul pezzo i giocatori giovani. Quindi se poi a noi ci vengono a mancare tutti questi giocatori qua nei momenti di difficoltà, che sicuramente arriveranno, ce n'è uno solo che può parlare ed è Juan Jesus. Perché facciamo un pochino di... Allora, sempre che non si rinnovi Ospina, perché abbiamo il dubbio Ospina e io per questo ci metto Sirigu, perché su Meret la leadership io mi mantengo un pochino di dubbio, di riserva. Se non è Ospina deve essere Sirigu, almeno uno che con esperienza, con età si mette lì, aiuta i portieri e aiuta anche la difesa nel caso dovesse essere chiamato in causa. Che se poi si rinuncia a Ospina e mettiamo Meret in porta, serve uno che lo fa stare tranquillo dietro se affidi a Meret la porta. E quindi dubbio Ospina, perdi leadership se perdi Ospina. Se questo è tutto il video del se. Di Lorenzo Zanoli non c'è dubbio, qua il giovane dietro a quello più esperto. Di Lorenzo leader metà e metà, non lo vedo uno che trascina tutto il gruppo, è uno che è sicuramente affidabile, su cui puoi contare per prestazioni, per così, non lo so sinceramente. Secondo me è uno che nel gruppo è rispettato, però non lo so se alza la voce nei momenti opportuni. Da quello che abbiamo visto in nazionale, probabilmente è uno che non si fa passare la mosca per il naso e potrebbe essere importante. Rachmani mi sembra seguire il resto della flotta, non mi sembra uno che si mette là e si impone con i compagni. Ostergaard è l'ultima ruota del carro che è uscito, non si sa se verrà confermato. Dubbio K2, che è anche un leader buono, ricordiamoci, è uno di quelli dei famosi bravi ragazzi che quando devono fare le cose dovrebbe poi alzare la voce, invece c'ha sempre la faccia di quello buono, però almeno con Spalletti c'era quell'intesa, lui è il mio comandante, lui è quello che si fa sentire, era importante che almeno Spalletti così. Se si dovesse perdere K2, ragazzi, là devi sostituirlo sia tecnicamente sia come leadership. Questa poi è una delle problematiche quando tu poi vai a perdere Mertens per quei 2 milioni, per quelle 2 lire, per quei prezzi che il Napoli non si può permettere, quello che vuoi tu, ma vai a perdere non solo il top scorer, non solo una riserva di lusso, non solo uno che ti tiene lo spogliatoio in mano eccetera eccetera, e introduce anche i nuovi. A me piace ricordarla questa cosa qua, si introduce anche i nuovi e ti allisci il microfono. Quindi speriamo bene, perché in questa difesa quello che più mi dà leadership è Juan Jesus, che non parte da titolare ed è anche giusto,
E quell'altro che metto con il punto esclamativo è Mario Rui, perché Mario Rui è uno di quelli più longevi che ha secondo me leadership in campo, ha leadership con i compagni. Il problema però di Mario Rui è che adesso il suo posto da titolare è un pochino messo in pericolo dall'arrivo di Oliveira. Dobbiamo vedere se questo ragazzo si imporrà subito come titolare, se si imporrà come figura nello spogliatoio. È uruguaiano, non c'è un gruppo di uruguaiani, non c'è Cavani e Gargano per dire, dobbiamo vedere che tipo di situazione si imporrà. Idem Fabian, anche se Fabian non lo vedo come un leader, lo vedo uno che segue e quindi lì lo botto, che anche lui molto silenzioso. Anghissà probabilmente è uno di quelli che a centrocampo si fa sentire. Ricordo, non so se fosse una sconfitta o un pareggio dove Anghissà uscì dal campo sbattendo praticamente le mani su una ringhiera. Insomma, Anghissà è uno che secondo me si fa sentire nella sua lingua, però attenzione, nella sua lingua, non è un Napoli che parla italiano, ricordiamocelo. E Demme idem. Zielinski è uno di quelli longevi, ma non l'abbiamo mai visto leader assoluto, è uno che ha indossato la fascia di capitano, ma sempre in maniera molto tranquilla. Elmas idem, molto giovane. Lozano, mai stato leader di questa squadra, può essere un leader tecnico, uno che risolve le partite sicuramente, ma non è uno che si prende i compagni e gli dice le cose, anzi ha sempre secondo me sofferto un pochino la figura di Insigne. Poi c'è Zizio, e su Zizio come personalità, come cose, non mi sta dispiacendo da quello che vediamo. Ovviamente si deve inserire in una squadra nuova, in un campionato nuovo. Vediamo, potrebbe essere per il futuro, se abbiamo la pazienza di aspettarlo, un personaggio importante. Politano un as, stessa roba, sempre che rimanesse, perché poi si potrebbero anche sostituire. E Osimhen è uno di quelli che litiga un po' con se stesso, con i compagni, con gli arbitri. Non con i compagni, ma insomma abbiamo viste le sue reazioni, quindi non mi sembra uno che può calmierare oppure richiamare eccetera eccetera. È uno che trascina, è un trascinatore per il modo suo di giocare, per la voglia che ci mette, però nei momenti di difficoltà potrebbe più andare in freva che altro, per farci capire. E poi Petagnone, che invece secondo me nello spogliatoio era un punto di riferimento simpatico per tutti, non si sa se resterà. Insomma, abbiamo parecchi dubbi di leadership. Di conseguenza, ragazzi, io dico mi dispiace per Spalletti, perché se tu avevi Mertens potevi avere un capro espiatorio, potevi poi gestirtela con lui e avere uno eccetera eccetera. In questo momento il Napoli non si potrebbe permettere di perdere Koulibaly in questo momento, perché se perdi Koulibaly io credo che questo spogliatoio può cadere a pezzi, lo dico tranquillamente, mi assumo tutte le responsabilità. Ovviamente se vuoi fare un discorso economico lo devi vendere adesso, perché l'anno prossimo non prendi nulla, e quindi devi vedere però sempre se ci sono le offerte, perché ad oggi si chiacchiera come tutti gli anni, ma le offerte poi nello specifico quali sono, dove sono? Aspettiamo sempre che i rumor diventino offerte vere e proprie, e quando ci dicono le cifre io comunque non mi trovo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Stasera voi guardatevi Zerbin, perché Gaetano ha segnato con l'Under 21. Magari Zerbin è un leader che a me, Zerbin, in tutti i passati ritiri non mi è mai dispiaciuto, vivace eccetera eccetera. È pronto però per la Serie A? Vediamo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.